Seconda corsa, premio Zelksol, sono puledri 2 anni, vincitori di 3.000 euro in carriera, sono in 9 al via. 1 Cracopì Lorenzo Baldi, 2 Coco Chanel F Andrea Farolfi, 3 Chris Del Ronco Felice Facci, 4 Chagall Glory Edoardo Baldi, 5 Cazzaniga Light Vincenzo Piscoglio, 6 Clemente Clemar Antonio Di Nardo. Seconda fila 7 Chiloe dei Greppi Antonio Greppi, 8 Cupido GSO Roberto Vecchione, 9 Correl dei Greppi Vincenzo Mango. Rapporto di scuderia tra i numeri 7 e 9. Stacco della macchina, veloce Chagall Glory che cerca di scavalcare Coco Chanel F. La manovra riesce Edoardo Baldi che quindi è in vantaggio sulla curva. Numero 7 Chiloe dei Greppi, Vediamo però squalificato. Andrea Farolfi tenersi subito largo, andrà sicuramente a chiedere strada. Intanto vediamo Cracopì, secondo alla corda, intanto la Saura sfila al comando sulla condiscendenza di Edoardo Baldi e della nuova battistrada. 15-6 primi 200 metri. Quindi Coco Chanel F davanti a Chagall Glory, poi Crack OP, terzo alla corda, all'esterno è Clemente Clemar, intanto i 400 vanno via in 31,1. Sempre in vantaggio la figlia di Love You che tiene ritmo sollecito, Chagall Glory è in seconda posizione. Crack OP abbastanza sgranati i primi 46,5, il ritmo è discreto. Sempre in vantaggio la Saura della scuderia Gardesana davanti a Chagall Glory. Poi Cracopì, avanza ora all'esterno Cupido GSO con Roberto Vecchione che si porta gradatamente sui primi. 15,6 la frazione qui davanti alla tribuna. Viene fuori un primo giro in 1,2 appena abbondante con Coco Chanel F sempre a fare l'andatura davanti a Chagall Glory. Cupido GSO ora all'altezza della allieva di Edoardo Baldi, chilometro che va via in 1,17,7. Cracopì sempre tonico, terza alla corda davanti a Clemente Clemar che ora è alla corda quinto davanti al numero 9 di Corral dei Greppi, ma Coco Chanel F sempre in vantaggio. 15 la frazione di Laura, lunga l'allieva di Andrea Farolfi, sempre Chagall Glory in seconda posizione mentre perde qualche battuta all'esterno Cupido GSO. Siamo a 200 metri dalla conclusione, Coco Chanel F allungato in maniera ancora più decisa, 14,8 l'ultima curva. Rette d'arrivo è una passerella per la figlia di Love You e Sidney F che viene a vincere molto bene con Andrea Farolfi al secondo, Chagall Glory davanti a Cracopì al quarto, Cupido GSO, quinta Chris Del Ronco. Quindi vittoria per Coco Chanel F, Andrea Farolfi, Walter Zanetti, colori della scuderia Gardesana. Vittoria davvero convincente per questa promettente figlia di Love You che viene a vincere alla seconda dell'Arcoveggio.